Valsugana Volley è una big del volley maschile padovano per numero di atleti tesserati e per l'alto livello dello staff tecnico. Da sempre orientata allo sviluppo del vivaio, la società quest'anno ha allestito 8 squadre, dall'Under 12 alla Serie B2, raccogliendo buoni risultati nel settore giovanile con l'Under 12 e con i 2 gruppi dell'Under 16, giunti al secondo e terzo posto nel campionato provinciale di eccellenza. Abbiamo una grossa responsabilità da portare avanti, visto che a livello provinciale siamo la prima società in qualità di tesserati, ma non solamente, anche perché qualitativamente la federazione ci ha riconosciuto la scuola di pallavolo. È un attestato che parecchie società vorrebbero averle. Questo ci va a premiare per il lavoro fatto. Il programma preparato e svolto in questi anni ci ha portato ad essere ben preparati con le giovanili e quest'anno abbiamo già ottenuto ottimi risultati. Il lavoro col giovanile è partito quest'anno molto bene perché innanzitutto abbiamo avuto uno staff di allenatori di primissimo livello e questa secondo me è stata la base per fare un ottimo lavoro. La società ha scelto degli allenatori molto bravi e il lavoro ha fruttato molto. È chiaro che l'intento della società non era di creare delle squadre vincenti, però di creare tante squadre con tanti giocatori e che non si perdessero questi giocatori per strada. Penso che il lavoro fatto sia stato ottimo, durante l'anno non abbiamo perso nessun ragazzo, anzi c'erano altri giocatori che volevano venire da noi e questo sicuramente è un grosso risultato. L'anno prossimo cercheremo di ripetere questo lavoro e di migliorare anche i risultati delle nostre squadre. Abbiamo fatto una scelta in questi anni per avere dei dirigenti veramente preparati. L'investimento della società guarda più al giovanile, senza dimenticare che abbiamo una prima squadra che è il punto di riferimento per i nostri atleti. La prima squadra, denominata Vempa C Bunigas, neopromossa in Serie B2, ha disputato un ottimo campionato, essendo tuttora in lotta per il terzo posto. In un girone contraddistinto dall'equilibrio, gli atleti di Mario Di Pietro sono andati ben oltre l'obiettivo iniziale di una tranquilla salvezza. Certamente finora la squadra come neopromossa si è ben comportata. Chiaramente si poteva fare anche di più perché alcune partite perse si potevano forse anche vincere, però di sicuro i ragazzi si sono ben comportati. I pregi di sicuro che ho una grande rosa, dunque ho non 12 ma 14 giocatori perché ho avuto anche Nino Valerio che mi ha dato una grossa mano e dunque la squadra era equilibrata, mi sono potuto allenare molto bene. Questo è il pregio, non c'erano diciamo dei titolari inamovibili, però era una grande squadra. Come difetto forse che non ci abbiamo creduto tanto in alcune partite e purtroppo i risultati sono mancati. Mi aspettavo un campionato comunque di livello perché la squadra è composta da elementi validi. All'inizio l'obiettivo era di raggiungere i punti salvezza per poi essere tranquilli e potercela giocare con tutte. Fino adesso abbiamo fatto un buon campionato, adesso ci aspettano le ultime partite che saranno decisive per entrare nei playoff. Al Valsugana Volley non si pensa solo al volley. Il club rossoblu infatti si impegna anche nel sociale, collaborando con associazioni di volontari che operano in ambito internazionale, come Manci Calolu, attive in India, e il progetto BEA in Brasile a Petrolina. Manci Calolu Onlus è un'associazione di volontariato nata nel 2006 da un'esperienza di giovani volontari che si sono recati in India, fra cui me. Gestiamo una casa famiglia per bambini di strada in India. Ospitiamo 25 fra bambini e ragazzi dai 6 ai 25 anni e cerchiamo di offrire loro la migliore qualità di vita possibile, come è stato dato di vivere a noi, insomma. Con Valsugana Volley il rapporto è di collaborazione perché ci danno la possibilità di dar visibilità alla nostra associazione in varie occasioni, ci donano vestiti usati, le tute dismesse delle stagioni precedenti. Colgo l'occasione, visto che ci siamo, di ricordarvi la possibilità di donare il 5 per 1000 alla nostra associazione segnando il codice fiscale che trovate qui sotto. Innanzitutto ringrazio di essere qui perché sono un ex giocatore di questa società, ringrazio Michele e Alessandro che ci accompagnano con la società nella realizzazione del progetto BEA, un intervento di cooperazione internazionale proposto dall'ENAS di Padova. Operiamo con studenti della Facoltà di Scienze della Formazione di Padova e volontari con attività educative, quindi laboratori, sostegno scolastico, attività con ragazzi di strada, con diversamente abili e con ragazzi di un carcere minorile. Altre attività le sviluppiamo in ambito formativo con la formazione degli operatori locali, i brasiliani, ed è uno sforzo continuo di proporre buone pratiche per una realizzazione di scambi alla pari, che crediamo sia il cuore della vera cooperazione allo sviluppo. Una scelta nobile e meritoria per aiutare i giovani meno fortunati dei nostri.